Famina per la prima volta ha deciso di prepararsi per ospitare delle persone che sono con autismo e vengono a visitare i nostri negozi. Dunque nei nostri 80 punti vendita abbasseremo le luci, toglieremo tutti i momenti sonori, dunque via la radio, via tutti i beep che ci sono alle casse, questo per favorire l'ingresso a persone con autismo. Per alcune ore dunque il supermercato in via Pertini a Mestre si è trasformato in un luogo decisamente più adatto per chi è affetto da autismo. Sente tutto amplificato e questa amplificazione di suoni e rumori lo stordisce a un tal punto che mette in atto dei comportamenti problema. Per comportamenti problema indico l'urlare, il saltare, stereotipie si chiamano anche, fare flapping con le mani, mettersi le mani sulle orecchie, addirittura mettersi a correre anche al supermercato per voler uscire, quindi creando disagio rovesciando scaffali, insomma può succedere di tutto. E invece per qualche ora il supermercato sarà a loro dimensione. L'iniziativa si chiama Scatta l'ora blu, in occasione della giornata mondiale dell'autismo, cui hanno preso parte anche gli studenti di 3 scuole superiori di Mestre, il Gritti, Barbarigo e Stefanini. E ci aiuteranno a sensibilizzare le persone, ci aiuteranno a fermarle, a portare un messaggio che è quello di notare cosa c'è di diverso oggi e a che cosa serve. Serve per accogliere le persone con disturbo dello spettro autistico anche in un luogo diverso dalla scuola, quindi accogliere in uno spazio altro che è quello del supermercato. I giovani sono visti al giorno d'oggi un po', diciamo, se vogliamo dire menefreghisti per su alcune problematiche che ci sono e alcuni argomenti, invece non è così, ci stanno a cuore determinati argomenti.